Bentornati a Feminas, oggi stiamo facendo un vero e proprio viaggio tra passato e presente grazie alle parole e ai ricordi della signora Domenica Barca, osilese, che ci racconta appunto di questa Osilo lontana, dai contorni proprio sfumati, che purtroppo adesso non c'è più, ma che può rivivere, come diceva saggiamente lei, grazie alla memoria e appunto a questo ricordo. Ci siamo lasciati parlando di sua mamma, della sua famiglia e di tutti gli insegnamenti che vi ha lasciato, del fatto che comunque, anche se poi vostra mamma vi ha lasciato quando lei aveva appena 15 anni, voi di fatto sapevate fare veramente tutto, sapevate fare i lavori di casa, sapevate lavorare la lana, il ricamare, eccetera. Quindi diciamo eravate abbastanza diciamo attive e forti. E lei poi dopo che cosa ha fatto? Ha mai pensato, signora Barca, di andare via da Osilo, di spostarsi da qua? Non mi sono mai spostata da Osilo, Mai. mai. E suo marito dove l'ha conosciuto? Qua a Osilo? No, mio marito l'ho conosciuto a Osilo, sì, era di San Lorenzo, ma è venuto lui a cercarmi. È venuto a cercarla Sì. e ora mi deve raccontare Sì. come l'aveva vista, vi siete incontrati Mi da ave- qualche Mi aveva parte? visto in uno sposalizio Ecco. di mio cugino, mi avevo visto, sì, che lui subiaghi da tanti vendono a care. Ha mandato suo padre, ha mandato a primo, a primo abitudine avuto di mandare su mandato altro, non veniva di sé personalmente, come te va che ne come, che da che si deve Ecco. s'arreglio. Quindi mandava un'altra persona? Un'altra persona, il Da chi? Da fratello. lei o da suo padre? No, da me, mandato. Da lei. Assieme eravamo, mio padre. Tanto non mi hanno affidato un minuto. Niente. Lei quanti anni aveva allora? 26 anni. 26. Suo marito? 26, vedali fumoso. Anche lui. Vedali Eravate fumoso, coetanei. abbiamo su 2 mesi la differenza. Sì, le Olimpiadi in maggio e in ottobre sono usando su e fumoso. Vedali le sue sanno. Quindi lui viene a cercarla e poi? Poi io, siccome la prima volta gli ho detto di no, sa verità. Da voi ad esistere, a solo 2 anni bastorrato e Dopo 2 anni? dopo 2 anni si è ritornato. Era proprio sì. innamorato? Era proprio innamorato. Io credo che si fosse già dimenticato, invece non. E non vi siete più visti in questi 2 anni? Lui mi vedeva, ma io non lo vedevo, perché lui aveva la casa che quando scendeva da chiesa, lui fu di fronte a Savalada, vuol dire, questa carrella che devia passare, lui si mi diede, ma io non lo diedi. Niente. Niente. Comunque sono 2 anni, sono venuto, si dice che fomos elegidos e qui già non siamo. Ecco. Dove vi siete sposati? Ad Osilo, E in che chiesa? in che chiesa? Sala Immacolata Concezione, Immacolata. sì, in parrocchia. Ci siamo sposati. E cosa si ricorda in particolare? Il momento del matrimonio è uno dei più belli. Uno dei più belli, siamo stati 2 anni senza avere figli. Io ero un po' disperata che mi sembrava che non avevo più. Invece a suo 3 anni è nascito Giuseppe, il primogenito. Da voi scappa Samanadeo, a suo anno che impediese un altro figlio. Infatti, quando è andata a lavorare, una mia parente gli ha detto: Pedruga, non che commenta mai, che 2 figli sono impresse. E prima una segna dopo sta E tutto poi male. tutti insieme. Dopo una che adesso tutto male, e l'ho fatta sorridere. E invece ha avuto lei 4 figli. Sì. E gli altri 2? Ugualmente vicini? No, non tanto vicini, non tanto vicini. Mi dava più di 3 anni di differenza, uno da Sattiro, uno su 3 anni. 2 maschi e 2 femmine, mi No, diceva? un maschio e 3 femmine. Un maschio e 3 Ho avuto femmine. anche un aborto, da una all'altra ho avuto anche un altro aborto della femmina lo stesso. Ci avremo solo la pappa di marcia. Prima. E il suo marito che cosa faceva? Era messaggio, a prima ia da Zevose e poi veniva su Drigo. Da voi ad appido vaga vultuna un uomo che le fa di non udraino e se sti scorrado e la devido in Ramasello e bada abisi do vago perché da che lo in Ramasello no e speldua e no tanto se lo ha tornato a recuperare che da non schittesi contro l'appido e se sti scollato e la bende da Masello d'orra tanto l'ha ponato poi pone metà mia, cambia mestiere e abisi di nera più bene. Tanto invece di comprare oesa, ha comprato, mi pare che in Banta Vegas, si è fatto pastore. Ah, Si è fatto. proprio cambiato. Ha cambiato mestiere.
perché non sapeva fare lui, altro lì perché era abituato a rimanere in campagna sempre. E sicuro due fanno da 6 anni, o fanno da mamma. Era. Anche lui. Anche lui, sì. Da quando aveva 6 anni la mamma l'aveva lasciato. Ascolti, lei continuava a lavorare come sarta? Allora, no, io come sarta no. Io sono l'unica sarta che ho provato, che quando non si mi scogliato le voglio i calzoni. Mi ha tirato il molle da giù, lei ha fatto il suo sarto, l'ha poi distribuito una gamba e mi ha provato il molle dei suoi calzoni. E poi le fai invece di dare il suo sarto, Ecco. sui calzoni. Avete foto del matrimonio? No. Non so usare e tanto e aveva poca possibilità. Abbiamo poca possibilità di rubagliare. E lei com'era vestita? In vestito. Aveva il vestito, l'abito bianco o il costume di Osilo? No, in costume di Osilo. E anche suo In marito? vestito nero, no, lui era un vestito semplice. E il costume che ha usato per il matrimonio l'aveva fatto per l'occasione, era Se di sua faldetta mamma? scovacada non ce la usamos. Se faldetta scovacada sono andata io. Mm. Da voi aveva affidato sua cugina mia e tanto mi aveva prestato il costume di gara ed fu incapita a Safido su. Ecco, quindi Sì, erano era prestati. incapita, sì, me l'hanno prestato. E Tanto non bevo Susanza di comprare il stile bianco e niente. no, ci si sposava in Sì, costume, si solitamente, sposava con il in costume costume, di gala, appunto, quello Sì, buono. quello buono, che non l'aveva, se lo prestava e andava e sposava. Ma lei lo usava poi anche per tutti i giorni il costume? No, in domo stai in vestire da voi, a vestire, a posare pallette e sciallo. Mm. Quello è il costume. Giusto Esatto. poi lo scialle poi Sa- per andare sì, in sì, chiesa. sì. Il costume già ce l'ho sempre. Sì. Fate minare una vina questa al 10 calda zamana nada. Ma che di lo va a fare? Era te vuoi questa valletta e questi scialli. Perché se costume nel caso lo dobbiamo vivere. Eh sì, E poi non è abitudine. È abitudine. Abitudine. Comunque, lei mi diceva poi ha sempre continuato a lavorare anche quando poi sono nati i figli, Sì, più e più. anche, Davvero più e più. anche di più. Eh. E i suoi figli poi che cosa hanno fatto? Che strade hanno preso? Mio figlio si sono sposati, sai che vivo di Gue, è moglie di un elettricista, hanno tanti operai e fanno tutta la zona di Sardegna. Satara è infermiera e suo marito è venuto come e suo marito fa di verniciatore e sta lavorando in infermiera. Satara è pastore, suo marito. E è andato presso suo marito, visto che qualche volta qualche travaglio in lavoro. Ecco. E ho visto che ci sono un po' di tutti giochi in giro per occupati. casa, quindi immagino che ci Quelli siano sono anche i nipotini. più piccoli, sono i più piccoli. E quanti che nipoti giocano. ha, signora? 10 nipoti. 10? 10 nipoti, Caspita, sì. ma è anche bisnonna? No, bisnonna no. Ancora no. Non se ne ha sposato neanche uno dei nipoti. 2 sono lavorando in quella pizzeria qui in via Roma. Una è laureata fisioterapista e sta lavorando in Puttura e viaggia da. Stanno tutti lavorando, insomma. Stanno tutti lavorando. Il maschietto è il diplomato di alberghiere che fuori lavorando, ma tessi e tu sono tutti mai occupati. I più piccoli stanno andando a scuola ancora. Come andare a lei, approfittare quindi- dove via che avevamo un inistio, in vacanza e andare a campagna e noi siamo rimasti tutto addosso a Rosumpare. Ne vive adesso con sua sorella? Sì. Eh, Perché molta casa con la sorella, mi desoni dai no che però li faccio compagnia e se non per la farvi stare con- sorella. e Viviamo assieme. vivete insieme? Sì. E mi diceva che però ha tenuto le abitudini classiche, quindi sveglia alle 6 Alle tutti i 6 giorni. me ne alzo, faccio le faccende di casa, vado a comprare il pane. Questi giorni che il forno del pane era, quello di Osilo era in ferie, facevo la spesa a tutti e 4 i miei figli, Addirittura. addirittura, infatti mi dicevano mica ce n'è rimasto ancora altro ne vuoi. E il pane in casa lei non lo fa più? No. Da quando è morto mio marito che noi abbiamo lì, non combini primo che se farina al degomo non giovane, non giovane proprio a nulla. Secondo che me lo fa fare. Per noi due, quando il panino non si cucinava. Lo prende. Ascolti, signora Barca, visto che stiamo per finire questa nostra intervista, volevo chiederle in questa vita comunque così lunga, così piena,
Cos'è che l'ha segnata? Un ricordo forte, uno positivo e uno negativo. E cosa vuole che gli dica questo ricordo forte? Una cosa bella e una cosa brutta, che però pensa che l'abbia proprio, che le rimarrà per sempre nel cuore. La cosa brutta è che quando la gente rimane sola c'ha tanto da fare, perché io quando sono rimasta vedova a papà di attendere. Quanti anni aveva quando è rimasta vedova? Avevo 52 anni, 53, perché mio marito aveva 53 anni, 53 anni avevo io. Aspetta, con quattro E con figli. 4 figli di tirare davanti. Avevamo l'esercizio di vendere bombole e dopo manizzato qualcuno di bombola a portargli ai clienti. Aveva Giuseppe che era un po' grandetto, ma su truzzo umano già che parlato sopra me. Ho dovuto lavorare parecchio per tirare davanti la famiglia. Caspita. Come la cosa bella è che qualche volta mi domandano qualche viaggiere così a qualche intervista. Quest'anno mi hanno invitato anche a cogliere casadinas e sono andata a gli dare una mano a fare queste casadinas. E sono sempre a giorni sono esatti, anche se mia sorella non è tanto d'accordo. Ma che devo fare? E non che lo manda sto taglio di paese. Anche perché mi diceva che voi fate tutti i dolci tipici. I dolci, sì. Per Dolci. tutte le feste. No, non tutte le feste, le facciamo a Pasqua. A Pasqua. A Pasqua, sì. A Pasqua e aprile facciamo queste casadinas, se pavassino, se amarette, ma come se appena vacanza viene a fare questo dolce. Il tempo È impegnativo, il tempo passa. Il tempo passa. Però guardi signora Barca, secondo me la cosa bella è il fatto che comunque lei continui a ricordare tutte queste cose, a portare avanti davvero una tradizione. Sì. Speriamo che anche i suoi nipoti comunque possano assorbire qualcosa di questa energia così forte che li trasmette. Se figlia mia sa già le schine fare, se casadina la schine fare, cosa che vi pagare voi, che tu fai tutto solo che è bello spero le fare. Quindi gli insegnamenti stanno arrivando. Gli insegnamenti già li ho dati. Chi la schiera mantenere, questa tradizione la mantiene, chi non la schiera mantenere, salute e vita. E io so bisogna guardare che non incustare. Grazie. Guardi signora Barchi, io la ringrazio davvero di cuore per essere stata nostra ospite. L'augurio è a 100 ma anche più. Ma io mi auguro di non venire più su Satteros. Da voi so che sono stabilito, so che mi dice Gesù Cristo. Bellunaro ogni dia, la poi è stata su comodino, su crocifisso e Bellunaro. Che mi lascia finché per poter raggiungere su Satteros. Non per me, per poter raggiungere su Satteros sempre Linaro. Tutti i giorni glielo dico. E pare che già mi sia discutendo. Sa salute già lappo, mi viene non risolvendo nulla, così che so se tranquilla sia molto. Sono verità allegrita. E speriamo che possa rimanere così per davvero tanto tempo. Grazie signora Barca. Prego. Ringraziamo la signora Domenica Barca per essere stata nostra ospite, grazie a Ruben Bazzoni per le riprese, ovviamente grazie a tutti i telespettatori di Telesassari. Appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Feminas, un'altra donna che si racconta per noi. Ninna vipia, anima mia, non t'avarresti tia, no. Ninna vipia, anima mia, non t'avarresti tia, no, no. Batalla bella bello kawanju a ogunia da scuta suki narasa. Ti assuta des paraulas abessi su vetrumento. Adesso contento sono moro, adesso contento ma già no ad attorrai a ti sida in suo sonno.